Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici delle stelle, è ancora tempo di novità in compagnia dell'oroscopo di Radio.0 e allora noi siamo pronti ad andarle a scoprire insieme alle nostre stelle, ci tuffiamo nelle sorprese di questo venerdì 29 ottobre. Allora partiamo subito e iniziamo dall'Ariete. Siete alla ricerca di un lavoro o ne cercate uno più sicuro? Tentate la fortuna oggi, bussate a qualche porta, l'esito positivo non dovrebbe farsi attendere. La luna in Leone vi guarda con occhi innamorati e vi esorta a chiarire un malinteso con un amico. Toro, se tutto girerà per il verso sbagliato, la responsabilità sarà oggi della luna in Leone, quadrata Urano nel vostro cielo, sdrammatizzate voi, una risata vi salverà. Tale aspetto Luna-Urano renderà in più il vostro umore ballerino. In giornata ci vorrà uno sforzo enorme per orientarvi sul da farsi. Gemelli, oggi gongolerete a ragion veduta. La luna nel segno del Leone vi spianerà la strada. Avrete gratificanti dimostrazioni di simpatia. Desistete, d'altra parte l'amore non si può suggerire, tantomeno imporre. Dunque rassegnatevi e guardate oltre. Cancro, non perdete tempo in cose che non vi convincono, convogliate forze e capacità in qualcosa di nuovo, in cui vi identificate e che vi attrae soprattutto. Con Marte avverso, d'altra parte attenzione alla guida, soprattutto in manovre, sorpassi e parcheggi da urlo, fate attenzione. Leone, per colpa della luna nemica di Saturno e Urano dovrete affrontare delle questioni poco gradite in giornata, ma non vi mancherà la forza per combattere contro qualsiasi difficoltà. È inutile ostinarsi a voler convincere chi ha dimostrato di avere opinioni e sensibilità diverse dalle vostre. Vergine, sfruttate appieno oggi il vostro sesto senso. Basterà aggiungere un pizzico di grinta e realizzerete meraviglie per la gioia di colleghi e superiori. Certe abitudini, soprattutto quelle alimentari, sarebbero subito da rivedere, poiché è in gioco il vostro benessere. Bilancia, giornata che prende quota in modo più accettabile grazie alla luna in Leone, dunque ben disposta nei vostri confronti, l'energia ne uscirà rafforzata. Anche i singoli irriducibili capitoleranno oggi, un incontro fatale spazzerà via ogni indecisione e timore. Scorpione, sarete messi sotto torchio dalla luna in Leone voi, che si farà in 4 pur di non darvela vinta. Che fare quindi? Pazientate e aspettate momenti migliori. Non indugiate troppo però, tiratevi su le maniche e dimostrate di saper essere dei grandi lavoratori, se ne vale la pena. Sagittario, Venere in congiunzione nelle questioni di cuore vi darà una mano, ma non forzate le situazioni che non sono ancora mature, anche se siete fortemente tentati a farlo. Con il sorriso che avete oggi, la persona che amate non riuscirà a negarvi nulla. Non approfittatene troppo, però. Capricorno, a causa di Mercurio e Marte in quadratura dalla Bilancia, lavorerete e studierete sforzandovi un po' per ottenere quei risultati che raggiungete normalmente senza fatica. Marte promette passione, audacia e slancio, anche troppo, dunque moderatevi. Se siete soli, in più ammalierete una persona speciale. Acquario, la luna in opposizione dal segno del Leone vi tartassa oggi. Azioni un po' avventate e inquietudine potrebbero catapultarvi in circostanze fastidiose. Se siete single e avete messo gli occhi su una persona, fidatevi del vostro intuito, Giove poi farà il resto. E chiudiamo infine con i pesci. Saturno vi spinge ad essere premurosi e presenti con un familiare anziano. Lo renderete felice con una semplice visita e un regalo semplice ma sincero. Non sarà facile poi combinare le diverse esigenze tra voi e il partner, ma con un po' di pazienza ce la farete sicuramente. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo venerdì dalle nostre stelle. Noi ci ritroviamo nei prossimi appuntamenti con tutte le novità. Intanto auguriamo a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0